Non mi sono pentito di aver perso un po' di tempo per guardare la conferenza di Fabregas e di riportarvi questo contenuto pre-partita, perché ha fatto la conferenza 2 giorni dopo. Di solito noi andiamo in pre-partita il giorno prima, e invece bene, perché Fabregas ha dato degli spunti interessanti, non solo di campo, anche di crescita del movimento. Direi cominciamo. Nel ringraziarvi tutti, stava ancora marinando il video sulle 4 filosofie, dove ho fatto l'analisi di PSG Bayern, aggiungendoci il commento a caldo di Atletico Madrid Arsenal. Ci siamo divertiti, adesso ci dobbiamo rituffare nel calcio nostrano. Vi chiedo un like perché il video arriva tardi e non gira, perché adesso ognuno sta facendo i fatti suoi, ma non credo sarete impegnati con l'Europa League, è un'idea mia, magari siete tutti concentrati. Fabregas ha parlato e io sono contento di averlo ascoltato. Tra l'altro noi siamo già pronti, in teoria questo è un lavoro che dobbiamo fare domani, quando ci arrivano più notizie, più indiscrezioni sulla formazione. Sky lo farà come al solito, a volte ci azzeccano, a volte no, però noi siamo già pronti con qualche idea, mettendo il Como in 4-2-3-1 come spesso fa, ma abbiamo visto che il Como a volte si gioca anche alla difesa 3, non c'è problema. E Fabregas dice una cosa interessante a questo riguardo. Allora, prima di tutto Fabregas dà il merito a Conte per il livello che ha raggiunto il Napoli, parla degli infortuni e dice che comunque nonostante con gli infortuni noi abbiamo mantenuto un livello alto e anche l'aspettativa si è alzata tantissimo, quindi si aspetta una bella partita. Dei suoi infortunati dice però pure noi abbiamo avuto gli infortunati, poi alla fine gli fanno fare il recap, solamente Adai è fuori e hanno recuperato un po' di giocatori. Tra l'altro lui li chiama tutti per nome, vado in difficoltà perché non conosco tutti i nomi dei giocatori del Como, però ho intuito insomma che Voivoda ha recuperato qualcuno, non è al meglio ma ce li ha tutti a disposizione. Gli chiedono se all'estero si parla degli arbitri e dice in Spagna si parla uguale. Io vi ho fatto notare insomma che poi dipende dal vostro algoritmo. Io avendo un algoritmo internazionale su X, a me mi arrivano le polemiche anche da parte di tifosi all'estero, e Fabregas conferma, guarda che in Spagna si parla uguale degli arbitri, forse in Premier si parla un po' di meno, c'è un po' più di rispetto, ma se penso alla malafede non vado a giocare. E chiaramente se io già penso che c'è malafede da parte di un arbitro non me la vado proprio a giocare. Si auspica più dialogo tra giocatori e arbitri. L'arbitro deve essere il meno importante della partita, l'uomo sul campo meno importante, e questo è fondamentale. Poi sulla questione specifica non si allarga perché dice non sappiamo ancora tanti dettagli, è inutile commentare così a salve come molti stanno facendo in questo momento. Poi senti la Gazzetta che dice no l'Inter non c'entra, quegli altri dicono no, rincarano la dose, adesso tolgono gli scudetti pure di quest'anno. È veramente un esercizio inutile, dannoso e ci fa perdere solo tempo. Io sento che di calcio non se ne parla più e non va bene. Stile di gioco non cambia, può cambiare la struttura, e qua lui in base all'avversario ci fa una mini tattica, conferenza tattica, perché dice per esempio se il Genoa ha 2 attaccanti, se loro giocano con 2 attaccanti e tu giochi con 2 centrali più aperti, vuol dire che se loro vanno all'uomo sicuramente non fanno scambio e 2 attaccanti sono più aperti. Tu mettendo da Cugna Basso tira fuori un centrocampista in più, libera molto più spazio e dopo di là si creano delle dinamiche, no? E vanno poi a uomo sui miei 2 centrali. Se io allargo i 2 centrali e faccio abbassare Da Cugna tra i 2 centrali nella prima costruzione, ecco che un centrocampista dovrà andare a seguire Da Cugna, perché non se lo può prendere un attaccante, e si libera uno spazio. Qual è la ricerca di Fabregas? È liberare degli spazi per creare dal basso. Quindi già questa qua molto semplice. Sono pochi gli allenatori che si divertono a spiegarti queste cose, ed ecco un'altra delle cose che di Fabregas mi piace. Se De Laurentiis effettivamente pensato anche a Fabregas per un eventuale post Conte, io
non mi lamenterei. Poi entra nello specifico del Napoli, perché gli chiedono anche degli allenamenti di Conte. Lui dice sì, sono duri, ve lo confermo, ho sofferto quei 2 anni con Conte, ma ci aggiunge, dice, dopo la sofferenza fisica che ho fatto in allenamento, io da dicembre in poi volavo definitivamente. Quindi quello che è stata l'esperienza con Conte allenatore, io ho preso tantissimo per raggiungere quell'intensità che anche io chiedo ai miei giocatori. Poi esiste intensità senza palla, intensità con la palla, e poi ci aggiunge un dato, dice comunque il Napoli, se vai a vedere, è la squadra che corre di più in generale, proprio a livello di chilometri fatti. A noi ci esce il dettaglio, no? Chi ha fatto più chilometri, e ce ne escono solo 2 giocatori. Eventualmente se li sommi tutti, è un dettaglio che non esce da nessuna parte, il Napoli è una delle squadre che corre di più, o se non la squadra che corre di più. Poi gli chiedono di Lado, che dice non è ancora il momento, ha appena fatto 18 anni, uno degli acquisti del Como, e qua dice ma perché non gioca? Lo spiega benissimo Fabregas, dice non è un problema di età, non è che non gioca perché non ha 18 anni, ma perché la concorrenza è importante a centrocampo, e quindi il livello che deve raggiungere Lado per giocare deve essere più alto. Come si permette a non far giocare per gara? La risposta è anche lì. La Champions, è troppo presto per il Como per andare in Champions? Non lo so, lo sappiamo solamente quando ci arriviamo. Se quello poi è il nostro livello, dobbiamo ragionare partita dopo partita. Per esempio non sappiamo ancora nemmeno che mercato possiamo fare, perché dobbiamo aspettare di capire in quale posizione arriviamo. Tra l'altro Champions League, Europa League, Conference League, Fabregas dice anche se la Lazio vince la Coppa Italia e noi arriviamo settimi, non c'è nessuna Europa, quindi è inutile parlarne adesso. E poi gli chiedono di PSG Bayern, dove lui è stato visto a guardare la partita, e dice sì, da allenatore magari puoi soffrire se poi subisci 4 o 5 gol sicuramente, ma da spettatore te la godi. Io la migliore partita vista in vita mia, perché l'ho potuta vedere dall'alto invece di essere in panchina o in campo, e mi interessa vedere queste partite per capire dove va il calcio. Lì va il calcio, questo è il momento di giocare quel calcio lì, non tanto per tattica collettiva ma tattica individuale, perché poi esiste la tecnica ma esiste anche la tattica individuale di quello che devono fare i giocatori in campo, anche individualmente. Lui cita Olise che fa uno scan 5-6 volte prima poi di capire di essere solo e di andare a fare il 2-2, quindi quella è una cosa che bisognerebbe far vedere a tanti giocatori. E il far vedere, nel finale poi della conferenza c'è un esempio proprio pratico, perché lui dice io ho preso un video di 20 minuti che ho fatto vedere a centrocampisti, trequartisti e punte, comparato con quello che facciamo noi, e dice alle volte è più semplice di quello che pensiamo, cioè i migliori giocatori, i migliori allenatori fanno cose anche più semplici di quelle che pensiamo, ma qualcuno te le deve far vedere. Tra l'altro questa è una cosa su cui noi ci fermiamo poco. I giocatori non tutti hanno una passione per il calcio come magari ce l'abbiamo noi tifosi. Ci sono secondo me dei tifosi, degli appassionati che vanno ancora di più nel profondo per capire come si può giocare meglio, eccetera eccetera. Alcuni giocatori secondo me fanno semplicemente il loro lavoro e se ne fregano altamente di fare approfondimenti individuali, andare a cercarsi le analisi, eccetera eccetera. Alcuni giocatori abbiamo imparato che hanno dei personal coach, dei personal analyst che li seguono punto per punto e gli possono spiegare dove possono migliorare, cosa fanno bene e cosa no. Oltretutto gli allenatori non hanno il tempo sempre di seguirli individualmente, e Fabregas ci dice una cosa importante: qualcuno le cose te le deve far vedere. Magari scopri che c'è una cosa che fa Kvara con Dembélé che si può fare tranquillamente anche con i mezzi che abbiamo nelle nostre squadre, e se nessuno te le fa vedere magari non ci provi nemmeno. Quindi io direi molto positivo, è un allenatore molto positivo che ha sicuramente personalità. Se gli attacchi che gli sono arrivati secondo me sono un po' di invidia, perché poi quello un po' diverso viene attaccato, viene visto quello che non conosci, hai paura di quello che non conosci, e invece è stato per me il primo nome che quando si parlava l'anno scorso della sostituzione di Conte, che poi fortunatamente non è dovuta avvenire, era lui il primo nome. Poi abbiamo sentito dell'interessamento dell'Inter, lui è rimasto a Como. Non lo so quanto ci vuole rimanere, sicuramente lì è una situazione dove lui è libero di crescere senza patè di risultati. In un'idea fantasiosa del futuro non mi dispiace onestamente. Per quanto riguarda le formazioni del Como, noi
qua con questa situazione abbiamo fatto vedere sul calcio fluido tutta la preparazione alla prossima giornata, una giornata onestamente deprimente se vai a vedere le squadre che si devono affrontare, ma qui noi abbiamo queste poche certezze, con un dubbio ancora sullo stato di forma di Spinazzola e di Juan Jesus. Secondo i molti si potrebbe confermare questo trittico di difesa con Rachmani, Buongiorno, Olivera. Meret è sparito, Meret, bisogna dirlo che è sparito. McTominay accanto a Lobotka, con Miguel qui che finisce molto in mezzo al campo e Alisson più esterno, con Højlund a supporto De Bruyne, che però lo sappiamo che si abbassa, se lui si abbassa McTominay si inserisce, insomma anche di facile lettura quello che può fare il Napoli con questa formazione, con questa struttura. Il Como anche lo conosciamo, al di là degli interpreti che si sceglieranno, io guardandolo anche attentamente nelle partite con l'Inter, insomma i movimenti che fanno anche senza palla è proprio difficile, è una squadra difficile da affrontare, è una squadra che ha fatto una crescita incredibile. Come vedete, se consideriamo il PPDA, che è sempre quanti passaggi concedi alla squadra avversaria prima di recuperare il pallone, quindi il pressing feroce che fa, il Como è primissimo concedendo solo 7 passaggi. Per capirci, la Lazio di Sarri è ultimissima che concede fino a 16 passaggi, quindi la Lazio ti aspetta, non ti pressa in avanti. Il Napoli è una squadra di mezzo che a volte ti pressa, a volte ti aspetta. Gasperini pressa, Chivu pressa, Italiano pressa, il Milan non pressa, non era nemmeno uscito, vedi la Lazio ultima, il Milan sta qua insieme al Sassuolo che anche aspetta, il Cagliari aspetta, il Parma di questa aspetta. Quindi questo è uno di quei dati che ti fa capire subito qual è la filosofia di gioco di una squadra. Gol subiti, il Como ha la seconda miglior difesa dopo il Milan. Gol fatti, il Como ha il secondo miglior attacco dopo l'Inter. Dov'è che il Napoli ha una migliore classifica del Como? È nelle vittorie, 21 rispetto alle 17 del Como, quindi 4 vittorie in più. Abbiamo perso le stesse 7 partite, quindi quelle 4 vittorie sono 4 partite che il Como ha pareggiato. Insomma, è una partita tosta, non c'è niente da dire, e vediamo se domani possiamo avere qualche indiscrezione in più per quanto riguarda la formazione. Io spero in un Napoli coraggioso, perché non è qua che si decide per noi la Champions o quale posto arriveremo a fine campionato. Abbiamo altre 3 partite leggermente più abbordabili di questa qua. A me piacerebbe di base uno statement del Napoli che affronta il Como a viso aperto e dimostra di poter essere a quel livello di mentalità e di proposta di gioco, proprio per dare uno schiaffo morale a chi racconta di un Conte dinosauro. Secondo me non è così, così come quando lo dicono per Simeone non è più vero, non è così. Simeone si è evoluto tantissimo e ha fatto delle scelte anche coraggiose. Si dovrebbe dire più di Arteta in realtà, però questo richiederebbe un livello di analisi e di cioè bisogna essere appassionati veramente di calcio per poi parlarne con cognizione di causa dopo aver studiato, e invece è molto più facile dire la qualunque senza nemmeno conoscere nel profondo le squadre, con frasi fatte, con pregiudizi, e si va avanti così. Tanto chi va a fare il controcontrollo? Nessuno. E quindi è molto più facile dire quell'arbitro è scarso, quello è corrotto, così. E il sistema calcio italiano continua a sprofondare. Ieri abbiamo sentito un gravino. D'Italia. Sembra quasi che sai, poco. Allora, da Lilly Gruber, insomma, difendere se stesso, continuare a parlare. Io comunque sono vicepresidente della UEFA, cioè continuerò a fare le cose che devo fare, quindi non c'è assolutamente nessuna consapevolezza o voglia di migliorare il sistema calcio italiano. Dici, ma quella è solo la nazionale maggiore, le altre nazionali vanno bene. Vabbè. E allora, se vanno bene, vediamo quanto ce la pagano la Serie A l'anno prossimo, vediamo se vogliono ancora darci soldi per la Supercoppa, vediamo se le squadre rientrano un pochino nei ranghi per quanto riguarda la Champions. Io non la vedo bene.
onestamente. Rischiamo semplicemente di doverci fare i fatti nostri, guardare il proprio orticello, sperando che il Napoli voglia crescere, a prescindere dal sistema e da tutto il calcio italiano come struttura. La voglia è che il Napoli possa fare un percorso indipendente, a prescindere da tutto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, video che arriva tardi, video che non interessa a molti, ma io l'ho fatto perché continuo a interessarmi, mi piace ancora il campo e secondo me può ancora essere uno sport interessante. Non è detto che bisogna farlo di 25 minuti, abbassare il minutaggio, secondo me va fatto meglio, così la gente non si scoccia.